gigante sarò, questa faccia mia, duttile, mobile, mutabile sia, padrone di me, esitazione non c'è, e ti esplorerò, fin dentro l'anima ti raggiungerò, forse la mia un'eterna. Buonasera a tutti, benvenuti. Siete proprio bellissimi. Sì, però adesso allora facciamo così. Io vi do le istruzioni e voi mi seguite. Quando dico buonasera a tutti, un applauso consistente ma contenuto. Quando dico bellissimi, deve essere bello forte. Allora, ripetiamo, io cammino, sto arrivando. Signori e signori, buonasera! Ma siete davvero bellissimi! Bene! Un attimo soltanto. Regista, quando pensano di essere bellissimi, che faccio? Devi continuare perché lo sono. Continuo. Allora, dopo cortesemente, siccome questa è una terapia di gruppo, passate al botteghino e pagate 50 euro ciascuno per questa terapia, mi raccomando. Piatta una cosa per un'altra. Vabbè, passiamo alla presentazione. Quella sedia. Allora, prendiamo, se lo trovo stasera è un po' difficile. Ero convinto, eccolo qua. No, perché mi hanno dato il fogliettino da leggere perché loro sanno io sono un po' discolo e quindi di conseguenza posso fare guai. Allora, è davvero emozionante essere qui stasera e condividere con voi questa esperienza, perché il teatro è una cosa molto semplice. Senza pubblico non esiste. È un pubblico così, ma veramente partiamo alla grande. 2 parole chiare, subito, così ci fanno capire bene il senso della serata. Questa sera state per vedere una farsa. Il regista mi ha raccomandato di scandire bene. No, ce l'ho gli occhiali, grazie. Vabbè, scusate, ma quello è un po' discolo. Allora, mi ha detto, di bene la parola farsa. Allora, io lo dico, farsa. Ecco qua. Una farsa vera fatta di ritmo, equivoci, situazioni esagerate e comicità spinta. Non cercate messaggi nascosti, morali profonde o chiavi di lettura da portarvi a casa a rileggere domani mattina. Questa sera l'obiettivo è uno solo, ridere. Lo diciamo anche mettendo un po' le mani avanti con affetto. Se qualcuno tra il pubblico dovesse essere particolarmente sensibile e tradizionalista, stia sereno. Il nostro è teatro comico, è gioco, esagerazione, e come tale va preso. Questa sera assisterete ad una prima assoluta, uno spettacolo nuovo che nasce qui, proprio davanti a voi. Scritto dal nostro amico, regista e interprete Ciro Sannino, al quale chiedo un grossissimo applauso. Grazie. Insieme ad un nostro carissimo amico di avventure, il signor Antonio Marmorino, che sarà in mezzo al pubblico ma che io non vedo. Una prima quindi con tutto quello che comporta, energia, rischio e un pizzico di sana incoscienza. Prima di iniziare una piccola richiesta tecnica: silenziate i vostri cellulari. Non ci volete male, aiutano la vostra concentrazione e soprattutto salviamo la salute degli attori. Adesso rilassatevi, ma senza esagerare. State con noi, entrate nel gioco, entrate nella magia del teatro. E mo, senza perdere altro tempo, dico una cosa che a me piace da morire: che lo spettacolo abbia inizio! E divertitevi, buon divertimento!
Chiamate in guardia! Rita! Ma mangiate una mamma, tu disgraziato! Dove sta? E che sa, mi pigliate! Oh, mamma mia, carzura! E che corsa! Che corsa, che corsa! Ah, che stanno ancora a cadere, no? Il portone si è chiuso, io volessi capire chi mi ha mandato sta giornata, che io volessi conoscere, volessi incontrare un momento, volessi incontrare, mi hanno voluto a prese e guardie, sì, metti ciosso alla ngoppa ancora, a gennarina schiccia, sì, ma ero su, adoro i jeans, adoro i cannelli, e sicuramente questo è un giardino in un convento, sì. Madonna, la coraggio da giù. Madonnina mia, cara, tu che sei la mamma e tutte mamma, aiuta questi poveri disgraziati che ha perso la fatica stamattina, ha avuto la cacciata, pure la casa l'ha cacciata. E più di un deruto, no? Oh, è come bolso. E guarda che state cercando una cosa di niente. È una cosa di niente, così. È successo, che sei? Oh, mamma mia, ma che sei pesante su di me? Che si va? Da capo è morta. La salute, poi dicono la salute. Sì, la salute ci vuole, ma ci vuole pure un po' che ciorta. A me la ciorta mi ha abbandonata quando ero cucciottiera, quando ero creatura. Non si è mai sciatata che la disgraziata, e così mi ha lasciato. Vabbè, no, già. E questo è il corpo del reale, sì, ma acchiappano così. Oh! Ha fatto effetto! Ma acchiappare ragazzi, tu mi aiutai, capito? Mi devi aiutare, anche se giro bene. Tu mi devi aiutare, io metto il fiasco al frisco, ma così quelle se vengono i corpi, mi acchiappano. La parola, poi arrivi fino alla faccia, stava da 3 quarti d'ora. Oh. Carzura. Sì, va pure, arrivo. Facci fare l'orin da 5 minuti e non se ne parla. A così si fa, a dormire e poi rimane su fare. Non porta. Adesso comprendo ma strascio, non fa buone cose. Mi fa una masciata a questa. Anche mangiare per ora e Dio ma non ce ne fare non mi dico, grazie.
Chi si vuole? Guardi, guardi, come ci dirai, tu l'hai fatto niente, tu so i capelli, l'hai fatto niente. È un amore, ci ha ringraziato il cielo. Chi si? Tu sei la canazia. Chi si? Ah, mi piace la canzone, tu sei l'amore, la faccio buttare qua, tu sei l'amore. Non riesci chi si, perché se no, hai capito? Sei un truffatore. No. Sei un truffatore. Sei un peccatore. Guarda perché se no ti scarico tutto in bottoli d'avanza. Me ne guarda! Allora, chi si? Io sono Gennaro Schiccia. Gennaro Schiccia, sono un povero disgraziato, un povero sfortunato. Ma voi chi siete? Chi sono questo Getru? Fa tanto piacere. E che ci fai qua? E che ci faccio? Ma gente sono disgraziato, sfortunato. E non trovo in tasca convento perché stamattina io sono chiuso a faticare e o Massimo mi va a pigliare sotto la marito. Oh, guarda la cosa, capito? Quando io giro sto fatta mappa te e pigliavi l'umore. Sono chiuso a casa, gliel'ho detto a quella santa donna di mia moglie. Moglie, la piezza femmina, doveva pigliare sotto la gente. Voglio, fatta mappa te le battene, torna a casa quando porti salva. Ma sono pariente. Sono due fedeli, due farisei. Vabbè, allora. E allora ma ci sa camminare per tutta Napoli, fin quando non sono arrivato in Danno Giardino, dove c'era tutta gente che mangiava da ballare. Io ho trovato un posto sfitto dove potermi assettare, in da questa locanda, in da questa locanda dove stava scritta Coppa Anzogno. Anzogno, trattoria da Totonna. Anzegna, tu dici Anzegna, tu dici. E allora stavo trovando, ma ci ho fatto manco e mi fa, e patapuffa te. Si caruta la coppa sei. No signore, mi hanno portato un fiasco di vino con un coluscello pare che sta posto. E allora tu stivi in te, non sapevi che aveva fatto. No, si va assettato, non stai per indolito, la ragionito, stavo assettato e quando all'intrasato patapuffa te. Si caruta veramente. Ma mi fa schifo se sto assettato, sì. A me no. Ogni tanto volete pagare te. Patapuffa te mi hanno portato una bella tiana piena di maccheroni allardiata. E capirete, i maccheroni, o vino, o pane. E te l'hai mangiata. Ma che sei scemo era allora? È normale che me lo mangiavo, e mica c'aveva latte che teneva sotto la seggia. No. Così all'intrasatta. Patapuffa, avete ragione, patapuffa mi è arrivato un po' di anche con tutto il numero di spettacolo. Gundo. Beh, non ti caruta la coppa sei, no? Stai pittando sangue. E tu che pensavi che la mangiava e non pagava? Io ci ho pensato soltanto a mangiare. Bravo. All'intrasatta mi è venuto in capo, che non devo anche fotente litri in da sacca. Tela! E me ne sono scappato. E chi le coppa Anzogno, Clufiezze, potente, Totò. A rete, ho chiappato questo che non ha chiamato guarda a rete, quando sono arrivato qua. E patapuffa di cui hanno fatto questo tracco e caricotto sotto la panza, mi avete svegliato, ecco qua. Sì che stamattina è pezzo. Mugliare te la caccia. Sì, signore. Tua donna ti sta salutando. E guardi dove vanno a cercare. Ma in realtà così faccio veramente schifo, già devo pazienza. Tu hai aiutato. Come? Non ti muovere a cacca, ma subito vengo. Ma non ti muovere a cacca. Chi sicuro? Ci trovate sta razza, che faccio? Me ne va. Così, sono scemo. Resto qua, vi aspetto e spero che mi salvate da questa situazione. Lieve la camicia. Facciamo la camicia. Lieve la camicia. Ma fa fritta. Ma come le mangiare? Sono una spogliaracca, sto. Ha gisurato pure l'acqua del battesimo, ha gisurato. Pizza, Mi metto a scorno, guardate come. non ti preoccupare, non ti guardi. Non mi guardate. Pizza. Ma non ci capisco, ma ci metto la canzone, mi fa la camicia che. Ma Se mi mette la camicia, mi fa la canzone. State zitto, pizza. Ma che è un canzone senza coscia. Pizza. Ma che ce la fa questo canzone senza coscia? Canzone nero, quello mi sfina. Non so. Che è? Ma che è? Che è? Ma che sei? Ma che c'ha fatto? Ma che sei?
Questa è la tunica da monaca! Cosa c'ha fa con la tunica da monaca, cadito? Passiamo su e buia, già fa! Ma non si può staccare in tagliate neve forza, perché io che si dica che sticca, tu dici. Ma che si cadi? E con sorella mia. Avete dite consorelle, cadi? Qua stiamo cinqueni un Cadi 5 consorelle, cadi? Sì. Ma perché la mia è la vostra cringe? È perché... Perché? Che sta qua è una mano che è nata convento. Ah, se ne è giù, se ne è giù. No, è morto. Come se ne è giù? È è morto. Sì, che non te ne ha un futtamento. Mi ha futtato pure a me, mi ha futtato. Signore. Già ti faccio, ma l'ha lavato. Sì, signore, è pulito, È pulito. Giri da qua. Ci mambre, giri. Oh, stufa più nero. No, ma ci mambre, si capisce sempre, no? Prima qua, giri. Bro. Eccomi giù. Ecco. Dove è morta? Iettica. Iettica, è morta Iettica. Sempre si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato, ma io questa cosa me la gioco. Non è che me la gioco. No, è perché da che è baffa, è da gabbarba. State zitti che sei fortunati. E mi fa assai piacere, avete capito, no? Ah, Monica che è morta, stava aspettando una sua consorella. Oh, vai me la gioco un po'. Che si vede la consorella, no? Io che ci dico, sono barbuta. Già, Ma che facevo partire il Monica Pelosa. Come cazzo che? Non signore, le sue barbelline di Santa Barbetta. Tu sarai grazia. E prega, certo, ciò. Ah, tu sicuramente fino a mo'. E getto sa che dormitato un po'. Giusto poi si faccio da. Senti mamma, ma per me, diamo un genere in te cielo. Dace. Domani io ti presento il consorello mio. Te siete bravo, non ti fa abituare in da cella, Questo te ne si vede lo sconsiglio. E chi è questo? Ah, sorella, cazzo cavolo! Signore, da gente casi fortunate. Che ha mandato un telegramma dicendo che non me ne più. Su telegramma l'ha già acchiappato, ma non sa salire. Mette bello! Non mi piace questo fatto a me. Ma piccino il cervello, qua qualche cosa ci sta sotto. Non ci sta lì da sotto. Che te ne dà? Andiamo un genere, quando è di mano, ti faccio vedere che il consorello lì. Tu basta che non mi metti in te qua. Ma no, io mi sto mettendo in te guai, no? Bambini, casi fortunati, si è arrivati. Ma quale al fortuna che momento fortuna? giusto, nel posto Ma giusto. fortuna da chi? Giusto. Tanto mergo doloroso, dammi sempre qualche cosa. Requia paterna, 5 tenne in una quaderna. Ora pro nobis, non mi dirle pure a esso. La colazione come te badetta? La roba l'ho già preparata già io. Si può fare una cosa buona, piglia una mappina e lievano poco ai poveri per tutto il convento. La mappina? Allora l'avessi pigliata per i capelli e sta scenando tutto il convento. Non ci capite, che lì? No, diceva la mappina per tutto il convento. Perché la tua passata la puoi passare tu? È perché io sono la sorella maggiore e certe cose le devi fare tu. Ah, sei la maggiore? Già. Con tutto quello che si mangia. No, però volevo dire che qua nessuno è maggiore o minore. Al massimo è mangiona. Suor Maria, io sono la sorella maggiore. Ah, tu sei solo a me. Io si teneva solo con maestro. Quando ero piccolina, la fugava nella bagnarola. No, magari tu sei una sorella come a me. E qua ti sbagli. A me la madre badessa mi porta così, ghiande mano. No, a te, a madre badessa, ti porto qua. Non magari
alle tue bassezze. Sii mirioso e tanto abbassa. Guardate, il mio è già, non te ne va a capuzzare. Pensa, tanto io resto la sorella maggiore e tu stai sotto a me, a mia madre badessa, ma voglio bene. Tieni, schiatta! Ah, te lo più bene. Ursula, oggi io non vuole che ti fanno santo, sai? Va bene, perché? Perché? Perché ti metti sotto e te non ti lasci quando vanno in baravizza. E fammi vedere se lo sai fare sto miracolo. Ce ne vanno nati 100 con Matteo. Fatta rosa, sa, che mi domanda tu San Pietro. E fammi vedere, io ci metto Che cosa state facendo, madre, ha cominciato la premessa. Oh, silenzio! Vi comportate come? Oh, signore, perdona i miei pensieri. Madre, è essa che l'avrì, ma fuori una bammunezza. Cosa hai detto? Che se Donardo non capisce, che la sta sempre in tricio. Madre, come vi devo dire? Che la sta sempre niesi, in mezzo a tutto, in mezzo al trivio. È triviale, insomma, non ci sa stare al posto suo. Oh, Pazzi, che lei me la picciava e metto pepe. Una gente non giucesse e s'andraglia. Santa Vergine, ma come parlate? Io non vi capisco. I zozzenga non giucesse e s'andraglia. Vieni a cammino senza stupire. Smerzo camasana. Tu sei una lingua longa e una mala forza, che sta fai taccarella. Mi faccio il taccarella. Madre, su pazienza, che l'avrì è una selva, striscio sotto. No. Allora, smettetela subito, né? Qui siamo tutte sorelle. Ma chi? Io sono sorelle, ma quando mai? E poi, ce ne vanno due miei per fare un echella. Sì, ha parlato 100 grammi. Sono solo tacete. Ma non vi ricordate quali sono i 3 voti che una suora deve osservare? Il voto di obbedienza. Il voto di povertà. E il voto di castità. Sara, ma secondo me, quando l'hanno spiegato, su nostre rassende. Noi siamo tutte figlie di Maria. No, secondo me a Orso ce l'hanno buttata. Non può essere figlia di Maria, no. No, ma io sto parlando della nostra madre beata di preghiera. Sor Maria, adesso basta, mi avete scocciata. Andate in cucina a ripreparare la colazione alla madre badessa, che se no poi dice che le scendono i panni da dosso. Date! Vai, va! Vado, no, questi 2 come pezzo. Un giorno mi spiegherete capa de pezza, che significa. E poi ve lo spiego. Suor Gertrude mi ha detto che ieri sera è arrivata la suora che il nostro vescovo Eustachio Francesco Maria Giuseppe ci aveva promesso, né? Ah, sì? E com'è? Com'è? Che ne so, io penso del nostro ordine, non lo so, mica non l'ho vista. No, Perché? volevo sapere se è come noi. Che vuoi dire come noi? Se è un buon palessa. Io non vi capisco quando dite queste cose. Io qua che ci faccio in questo convento? Non fate niente, suo pazienza. Fate meno poche pazienza. Hai fatto un'altra battuta sul mio nome, né? Comunque, sì. Il vescovo ce l'ha mandata perché vuole che la nostra opera di beneficenza abbia una nuova ventata, né? E noi dovremo imparare da lei come fare per migliorarci. Ah, sì? Sì. Speriamo che non raccomando il pecoro lupo. Hai fatto un'altra battuta? Forse ve l'ho detto, ci vuole pazienza. Questa è la solita battuta che fai sul mio nome. Andiamo in cucina a vedere che cosa Andiamo stanno a vedere combinando. se Sor Maria ha ripreparato la colazione. Tras. Vieni. Maria, bambina. Entra da cá, oi? É no demor.
Dica che mo che una madre badessa che da fa conoscenza, ma raccomando, non mi mettere in mezzo ai guai. Ma perché ce ne sappiamo fare per forza questa conoscenza? Ma mi pare che ci sta, no? E allora sto. Ma chi? Che cosa? Senti, tu vedi che poco l'hanno da te. Tu mi preoccupi a me. Io mi sto preoccupando, mi sono un po' allumato, mi ha già dormito in cella, ma che preoccupato che non viene qua, si va a chiappare, mi tirano. Signore, che stai sicuro? La cella è abituata in questo tipo, perché è la belga. Ha già abituato, ma era da sentenza, va bene. Vabbè, sai che può fare? Ma fa? Ma per tra me, siamo in da cucina piena ma da una mano. Andiamo a mangiare. Ma date qualcosa a mangiare? Oh, non mi hanno tutto quello che potrei. Se no come mi aiutate? Dite che mi dovete aiutare. No, ma vieni. E mi date qualcosa di buono, dove date? Non ti posso dire, caro. Date qualcosa di buono. Che dolore cava! Cava, i cacci, cava. Che ma passa? Orsola mia, oggi fatto una nottata chiara, gridami, non oggi chiuso, occhio. Oh, Santa Chiara mia bella. E come mi dispiace? E come mai? Stomaco. Oh, vero, sono biancarone. Facetelo vedere. Mo che mi vuole buono in faccia. Voi tenete la faccia. Più bianca che no. Pia, io sapevo. E poi, acidità. Tenete tutta la nottata, come sai io, Acidità. Guardate, non ci portate l'acqua che mi decide. Brava, Ma brava. forse ieri sera avete mangiato qualcosa che mi ha dato fastidio. Dice. Ma poi, ieri sera che mi mangiai, niente. Natiella e puparone. Natiella, si ti sente qualcuno, Natiella. Quelli erano 1 o 2, ma... E allora sarà stato che l'umiezzo pulla la cacciatora. Ma quale mezzo pulla? Io stendo una sciollatella, ma ci mangiata. E allora sarà stato che l'umiezzo che le licelle fritte. Mezzo chilo. I lacci puntate erano 2, 3, 4. E allora se non sono state licelle fritte, sarà stata tazza e brore pulpa affugata. Ora raffodalla che mangiato. E allora saranno stato l'uomo ombriato. Sono inazzuppata da malata e E quella me l'ha ordinato il medico. E questa me l'era scordata. Non te la scornacchiare più. Sentite, allora se non è stata quella caggetta fino a mo sarà stata a mozzarella, proprio la fresca e figa secca e noce e 3 giorni E camatino, guarda quella che mi mangia e quella che mi beva. Amore Dio! Beh. Io dico solo per cercare di capire che va voluto fare. Comunque tenete, via dove hanno riuscito. Sì, ma rai, ma dici. Ah, che c'è bisogno? Hanno riuscito. Senti. Difetti salute. Vi è piaciuto? È che le difette salute. Oh, dicete pure mio che ma cadito, nessuno mi crede, guarda qua, come sto sciupato, faccio Essa sa, senza Rulmiano e soprattutto senza appetito. Non è stato scendendo a ridere. Sì, guardate là come avete ridotto. Ma ci fatto belle ossa. Sì, avete proprio ragione. Voi tenete la faccia bianca, gli occhi gialli, lo stomaco sotto in gomma, la pressione a mille. Piano, Nanni. E tu non poco mattiello. Sono malato, vero? Ma sono malata che mi posso sanare. E poi con le cure che mi dà il medico
mi rimetto in forza e salute. A faccia chi mi fa male. Brava, io vuol dire in faccia, che vi voglio bene, no come qualcuno che va parlare eta. Ah, e chi sarebbe questa qualcheduna? E non mi facete parlare? No, parla. Dovete avere pazienza. Tenga pazienza, tenga, sua madre badessa, tenga pazienza. Dovete avere pazienza. Ah, ci capite? E parla proprio essa, che monza. Quello è una lingua tanta. Proprio ieri sera la gente si parla Oh, vedi? sì. Ma non dicete che me la gente, per amore di Dio. Oh, e chi parla? Ma ci scalti che la cannella studata, Dice che scusa che è stata malata, sì. Facile a breve, perché non volete scendere la mattina a Brescia, in da cappella a fare le orazioni. Un capozzino a pendere. Sì, e poi dice, caga scusa la malattia, ma facete cucinare quello che vi piace, solo per voi. Per me che la mala lingua, Sì, e dice che Ancora? dice che essa sti cose sa, perché ha studiato a Roma. E ti riditti in due piattina. E io non so come facina da supportare. È che le raccomandate, ma come una sponda, ci faccio vedere io, appena mi capita a tiro, ce ne conto una per bere e nada mi sciacqua. Facete proprio buono. Gesù, che le può competere con me? Ma tu avevi capito? Mannaggia un po'. Oh. Ma viene un po' che si passa, cadendo. Non la posso supportare. Avete proprio ragione. Posso schiattare, benedetto lo frutto che a ogni passo e piano butta. Ora pro nobis, ora scapiti profundis, occhio sic secca sta lingua. Amen. Il Signore sia lodato. Sempre sia lodato. Come state, Sor Biancarosa? Come state? E come devo stare? Stanotte non ho chiuso occhio. Oh, anche io, ne? Pure voi. Sì, Guardate. Ho avuto certi dolori allo stomaco. Ma mai guarda a me, gli tengo sempre più. E poi tengo un dolore capo, stiamo dicendo si fa sforza. E che l'ospedale la pace, che fa bene all'incurabile. Come dobbiamo fare, Madre Badessa? Come Come dobbiamo fare? Come dobbiamo Bisogna sopportare tutti i fallimenti e le disgrazie che vi manda il cielo. né? A te all'ossatoio. Ricordati che devi morire. Che seccia. Siete in una valle di State buone che hai tempi che fa. Andate, che il cielo vi assista. A me, ma pure a voi, che ne teniamo bisogno tutte e due. Pace bene, sorella. Quantità. Che il cielo la faccia santa. Sì, il cielo la deve illuminare come a voi, che siete veramente una santa. E pensare che qualcuno ha da dire anche su di voi. Su di me? Chi è? È meglio che non può dire. Avete ragione, Suor Orsola. Scusate se ve l'ho chiesto. Perdonatemi. Come? Non lo volete sapere? Oh, no. Voglio restare in pace con la mia anima e con le mie consorelle e non sentirmi male, né? No, io se non vuol dire che mi sento malino. Vi prego, trattenetevi. Ma non già trattenere, io se non parlo, schiatta. Facciamo una cosa, io ve lo dico, e voi fate il fioretto di non arrabbiarvi, va bene? E va bene, facciamo questo fioretto stamattina, né? E allora preparatevi a fare un fioretto lo assassaio. O dica? Dite. Dice che voi facite la sandarella, ma tenete a faccia le corna. Così mi ha detto? Sì,
E poi dice che voi facete la monaca, ma vocazione non sapete manco le nostre case perché siete raccomandate dal cardinale di Monza. Ha detto questo di me? Sì, Oh sì. signore, perdonami. Oh signora, da perdono a voi. Quello è lei che ha malignato. Ah, avete ragione, brava. E poi dimmi, ha detto altro? Sì, avete voglia? Ha detto che voi, pur di comandare, passare di sfavore a vostra mamma. Oh, delinquente malaviglia! Figlia del demonio! Oh Fioretto! Ma quale Fioretto? Io queste cose non le posso sentire, né? Ah no, e allora spilate per recchio. Cosa hai detto? Ho detto che sono cose che lei ha detto. Ah, e allora adesso mi sente, né? Adesso vado e la faccio male. Non sapete manco chi è. Ma non ti preoccupare, in questo posto la trovo in 2 minuti, una che parla male di me. Ma Roiato, Gesù, voi mi avete rovinato, venite a qua. Sono così. Mamma mia! E che ci sta da quella dispensa? Allora andiamo a mangiare, se ci devi salutare andiamo a mangiare. Ci mangiate una tiella di parole, un bottolate. E tengo tutto qua, sagli di scena. E si crede, però che io sto qua per questo. No, io prima o poi managgia io. Mi ha fatto lavare pure i piatti, i bicchieri, le forchette, le coltelli, le cupine, e caurana. Ma io prima o poi me ne andrò, pure ci sto mangiando, io managgia io a cattivo. Ma mi ha dato sto lumino in mano, vabbè, non lo vedo vicino a Madonna mia. Madonna mia, io ti ringrazio che mi stai facendo salvare un po' l'hai fatto apposta qua con i miei che io lo aspetta bella camera. Suor Gertrude! Suor Gertrude! Quando vai trovando non la trova mai! E voi chi siete? Chi sono chi? Chi siete? Chiede, sono peloso! Sono chiedemino, Stanno suonando l'urtone, ma che la B! Sono grazie, sono io. Sono grazie. Uè, che faccio parlare? Ma c'è un truppato rende pila. Sapevo, Casa, qui casa! Oh, buongiorno sorelle. Papì, che ci hai portato di buono? Madre Badì, che vi devo portare? Al mercato oggi è un po' difficile a trovare roba buona, eh? Con questo che vuoi dire? Tu a noi ci portare roba buona, Perché noi preghiamo per il tuo bene. e dobbiamo tenerci in forze. Che non si sa, la preghiera. Consuma. Sì, consuma. Quello fa diventare la licella, figlio. Guarda qua. E avete ragione, se non ci stesse papuia, di come fa sciarria. Hai visto che hai capito? Allora, che cosa ci hai portato di buono? Le patane. E patana! Padane, me ne portavo scaurare di bambino. E che mangia sciacqua in destino! Che si deve sciacquare il destino quella Caro fratello Giovinotto, non hai portato niente più. Scusate, quella sua pazienza è venuta ieri con la lista della spesa per il convento. Ha detto che le sorelle devono fare penitenza. Ah, così hai? Così hai. Saremmo a fare penitenza. Che lascia bolla squigata. Senti, papì, Qua ci sta Suor Gertrude. Ah, voi siete Suor Gertrude. E tu sei pappino. Abbiamo fatto in presentazione. Dunque, signete buono che le catrice hai portato. Anzi, facete una bella cosa. Andate proprio in da cucina. Facete una bella lista. Ma mi raccomando, Suor Gertrude, tutta roba sostanziosa. Ma perché? perché io me ne sto scendendo zogno a zogno. Guarda qua. Andate, e che il Signore sia lodato. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Andate, sorella. Dunque dicevamo, cara sorella, voi chi siete? Chi sono chi? Chi siete? Ve l'ho detto prima, Quando? Sono Grazia. Grazia. Grazie, sì. E mi fa tanto piacere fare la vostra conoscenza. Oh, grande madre, adesso, principale di questo monastero qua. E io sono un'umile suora che prega per il bene del mondo e con tanta fatica. Guarda, Sto guardando. non sembra pure a te
che sto sciupata assai. Sì, no, passate il spirito e stai pronto per la muta. Sì, state proprio sciupate. Vedo proprio che Lo dico pure io. Sì, proprio. Vedo bene che sei dell'ordine delle suore Barbelline di Santa Barbecca. Guardate come ve ne siete accorciute, da pezzito lei. Vestito. Guardate, brave, sono accorte. E quindi mi diceva il vescovo che tu sei brava nel ricercare. No, cioè sei saputo. Sei saputo che io sono ricerca. Io ricerco l'anime perse. Sì, l'anime perse. Brava. Sì, Dobbiamo cercare le anime sporcate dal peccato e lavarle nella parola del Signore. Indali scivo con l'acido. Acido! Hai detto acido? Ho detto Tu hai l'acido. preso l'acido? Sì, sì. Oh! A volte prendo l'acido. Però quando faccio una bella limonata a coscia aperta, non mi passo tutto su. No! Il limone fa più acido, no! Io saggio perché io tengo un'acidità. Non ti voglio contare. No, non ti voglio ricevere un tuo familiare. Ma io mi sento proprio di morire. No, voi non dovete morire. No, voi dovete campare 100 anni. 100 anni. Sono buone, vabbè, dovete campare 200 anni. 200 anni. Buona, e quando voi campate? Sei proprio accontentato. Ma mi racconto da quando 200 anni, ma tu mi attesa. E allora, visto che siamo così, io pregherò 200 anni insieme a voi, così campiamo insieme. Preghiamo insieme. E noi preghiamo sempre, anche noi, poi per il vescovo, capito? Io sono Il vescovo fra Eustachio, Francesco, Maria, Giuseppe. sì, e poi io sono la sua scendiletta. Sì, lui mi tiene sotto la sua ascella. Oh, e quando mi metto sotto l'ascella, le volte che non può convincere i parole che ci facciano. Fagli ascella tutto quanto. E sotto l'ascella che... Voi dovete sapere che noi suore Barbellini, della suore Barbetta di noi prima stavamo in coppa a tutta la montagna. Poi quello che stai sotto l'ascella ha detto, voi sul caponetto e dice andiamo su al mare. È salvo, l'aria salva, coppisco. E perciò sono nata noi, le cozze che pelose. Quando le buone si non è entrata poi perché qualcuno nasceva pure orrendo il cane. Orrendo il cane e ci ha portato l'altra volta sopra. Allora preghiamo sempre per lui. Sempre sia lodato. Sempre sia Il lodato. vescovo mi diceva che questo convento si deve aprire a questa nuova esperienza di confessione della fede. Allora si sarà, sapete che faccio? Ti va a compiacere a menino un momento. Ma signore, Suor Grazia, Suor Grazia, penseranno altre due consorelle a portare le anime delle pecorelle smarrite. E tu devi restare qua per confessare i loro peccati. Ha già il tuo sangue, ho capito. E così le ricondurrai all'ovile. Dall'ovile, vanno là, scusate, ogni tanto mi viene la rachita qua. Ecco, sì, perché sono i mormoni dei pili. I mormoni dei pili ogni tanto è come se fosse un tubo che trasa da coppo e faccio un show. Non capito? E non vi preoccupate. Non vi preoccupate perché quelle sono le preoccupazioni di queste monache pelose. Cara sorella, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, allora io li porto all'ovile. Dove no? Va bene, cara sorella, adesso ti presenterò Suor Orsola e Suor Maria che ti indicheranno la retta via. La retta via? Sì, vieni con me. Sì. Vieni con me, Andiamo sorella. forza con voi. Sì. Andiamo a mangiare qualcosa. 2 uova a occhietto in dallo. Da lui, non lo mangia. Vieni con me. Ma che si danno l'erba solidale, sicuramente. Sarà fatto, Sor Gertrude. La lista della spesa l'ho scritta e domani al mercato vi piglio e vi porto quello che avete comandato. E io rimano sto qua e controllo. Non ti preoccupa che quando vieni in casa tu. E a me farà assai piacere incontrarvi. E pure a me. Sor Gertrude. A Cavanino non è scemo e non l'è mai stato.
nemmeno quando facevo o scagliere il cassone e sigarette in coppa e nave. Io l'ho già conosciuto subito a Peppino. Oh, frate mio. Lui non ci aveva parlato più quando mi ha fatto Monaco, perché lì si diceva, tu non ti hai fatto Monaco per cercare a Dio, ti hai fatto Monaco per fuggire dalla vita. Ma io stavo cercando la pace, mica una giustificazione. Ok, ma mi vedevo in casa, una cascia di patata in mano, io ho ancora appesantuto. Non mi ha guardato manco in faccia. E pensavo che c'era un mucco, ti ho bruzzato mucco quando lo scorrevo naso. Dico riconosce, ma non fa niente, a me mi basta sapere che sta buono. Ti sto frate lì, non sapevi quando ha giocato per trovare poche pace. E che poi l'ha già trovato poche pace, perché qua? Sì, tu ci circa, perché hai fatto qualcosa che non ti fa, non te ne cacciano, no, qua, ti danno un piatto di minestra e ti danno con sorriso. E io che già trovato poche pace, ma si sa che qualcuno mette in mano un cuore a frate mio Peppino. Io mi scordo che facciamo, mi leva la pezza a capo, pio di botta e faccio succedere un 48, faccio succedere. Oh mamma mia bella, mi ha fatto una capicaccia, adesso lo va a chiudere. Oh te cammino. Io non ci capite che è morta già morire. Guarda la dito. E che si fa qua? È una tua consorella. Ah, cominciamo. Ma non quando è brutto, sarà solo a te. Uè, non cominciamo veramente. La madre Badessa ha detto che dobbiamo essere gentili e che la mamma vanno all'ospedale. Il lato, mannassa. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Suor Orsola e lei è Suor Maria. E tu chi sei? Che sono? Ah, voi siete l'urso. Sono Orsola. Ho fatto la battuta. Lo spirito. Io sono lo spirito, voi siete zia Maria. Sì, Suor Maria, scusate. E io sono graziosa. Sì, Mi chiamo Grazia. La madre Badessa ci ha detto tutto. Sì, di sì, te. sappiamo tutto cose. Io non so niente, sono qui per caso. Il vescovo mi ha detto qualche cosa così, ma è sfuggita Il proprio. vescovo ci ha detto che si brava che pregare e covina. Ma che dici, Suor Maria? Allora, ci hanno detto che siete brava a ricondurre le pecore all'ovile. Ma hai da far capire che si sono procurare o candeliere. Queste cosa sono? Noi abbiamo il compito di cercare le pecorelle smarrite e di riportarle a te. E su, e le pigli con l'accetta e via. Ma come parla che? E tu le riporti sulla retta via. Retta via. E poi ci hanno detto che sei anche brava a dare consigli. Sì. Che pecore e che conigli Che si bello brava. le coniglie. E coniglie, a me piace le coniglie. Lo Che sai. facciamo? Buono, un capo marulello. Sì, alla fine ci stanno 5 cose, la città qui, E dai. che non la farò, però. Insomma, vado fernuta, ricerci mi dà. Oh, Quello me l'ha detto il pecore e le coniglie. basta. Allora, noi ora usciamo, andiamo a cercare le pecorelle. Ecco. Poi quando torniamo ti spieghiamo tutto. E non ho preso più io. Ti dovevo dire una cosa, che non mi sono dimenticata, però quando torno mi viene in mente e te la Venite, sta dico. sotto capino, venite, sta sotto capino, sta, venite. No, sono giusta. Giusta, sono Giusta, giusta. Maria, appena andiamo. cercato Andiamo a che cercare le pecore, pecorelle. Vieni. Questo non mi fa un furno che patanello. Poi, come va pure? Si può? E per questo? Sta peggio il morte male. Trasgresce in gente. Buongiorno, Buongiorno. sono il prete novizio della parrocchia di Don Liborio. Mi chiamo Don Donato. Ah, siete Donato. Ho detto Don. Don. Don Donato. Donato. Ehi, ma le state suonando? È capace. Don Donato. Ma voi chi siete? Chi sono? Scusate, non si vede, mica sono quando si visse. E io sono una monaca. La monaca, che ha barba. Sono una monaca polosa, con come? Tu sei tutti sbarbato. Chi sei? Sul pelo, sorella, viaggia per la madre Battista, giusto? Sai, ieri da madre Badessa.
Non mi presentate. Mi sto venendo a Roma, fino a qua. E non mi presentate neanche a Madre Batista. È che si oh Papa, siete il Papa. Non so un Papa però. Chi è? Chi è? Sta arrivando con Madre una Batista. che siamo con una. E come mi fa male solo? No! Siamo con Papa. Oggi è venuto. Oggi ho lasciato solo a suo marito. Perché dentro il cavo. Non parlo, non posso solo dirle. Che mi fa male. E voi chi siete? Chi siete voi? Buongiorno madre. Ciao. Sono il prete novizio della parrocchia di Don Liborio. Mi chiamo Donato. Che nome? Non si chiama Donato, no! Si chiama Ding Dong Dong. Davo tu così campa. Ma ci proviamo con le A buio. Quando andate fornute sulle campane, andate nella cella, perché avete lasciato un cataclisma. Che stavo volendo? Gesù, io ci ho fatto un cacà, lì. Sì, Ci ho fatto l'ha fatta, non ce l'ha fatta io, e se l'ho fatta io non mi sono ricordato. Sì, ma mo andate, perché qua se viene sul pazienza, perde la pazienza e chissà che cosa succede. Allora, andate nella cella. Ma ci vostra. sta sicuramente andate a questo- vedere che avete combinato, andate. Cacà, ma si sente? Assai, Allora vado. Via. Dunque, don Donato, come mai da queste parti? Io devo parlare urgentemente con la madre Badessa. E chi mi manda? Diciamo che chi mi manda sta molto in alto. E quando in alto? Diciamo che sta a Roma, E allora deve essere una cosa importante. certamente. E dite, e come sta il Papa? Sta bene. Anzi, mi manda pure a salutare. A me? E a buia, o contento. Sono Orsola, ma mi volete chiamare sta madre Badessa o no? Sta madre ora che parlare. Mamma mia, e come siete impaziente? E che brutto carattere vi però, tenete? dicevo per chiamare la madre Badessa. Un momento, ma ve la chiamo. Chiama. Madre Badessa! Madre Badessa! Madre Badessa! Suor Orsola, ma perché urli? Io c'ho mal di testa. Quando mai? Dimmi, che è successo? E qui c'è Don Donato che chiede di parlare con voi. Buongiorno padre, io sono Suor Biancarosa, la madre Badessa. Buongiorno madre, vi porto i saluti di Don Liborio. Don Liborio, che bella persona, ci conosciamo da tanto tempo. Come sta? Sta bene. Come mai siete qui? Madre, si tratta di una cosa molto delicata. Ci Ci vuole la massima discrezione. Suor Orsola, vai a fare le razioni, vai. Ma io già l'ho fatto stamattina. Falla una volta. Ma qua ororiamo sempre. Adesso potete parlare, non ci ascolta nessuno. Si dice in giro che in questo convento giri qualcosa di losco. E chi è sto losco, mo? Non lo sappiamo ancora. Per questo mi dovete ospitare nel vostro convento per qualche giorno, in modo che lei guarda a qua, piglia là, ciappa chi si piglia kill, e faccio le mie indagini. Ma guarda qua, chiappa là, piglia chi se piglia chi, vi ospiteremo, padre. Faremo come dite voi. Suor Orsola! Eccomi. Ma non si facendo l'orazione? Le ho fatte già. Suor Orsola, Don Donato rimarrà con noi per qualche giorno. Ma raccomando, non ci faccio domande niente. Per amore di, lo tratteremo come se fosse il Papa. Andate, Don Donato. Allora vado con lei. Andate, che Venite, il Signore venite. sia lodato. Sempre sia lodato. Venite a fare 2 orazioni con me. Un'orazione per ciascuno, non fa male a nessuno. In galleria. Andiamo. Andate. Ma mo come si fa? In questo convento
nasconde l'osco. Ci mancava solo questo. Ma voglio tu l'osco? Io sacci chi è. Sicuro è solo pazienza. Ma ci faccio vedere io, ci faccio. Faccio vedere io. Faccio vedere io, cioè. Come faccio? Come ci faccio a fare vedere? Aiuto, aiuto, mi sento male, che male capo, aiuto, mi sento morire, aiutatemi. Padre Badessi, che è stato? Che è successo? Sto per morire, mi sento male. Dici da così? Sì. Corona, uscita qua fuori, aiutatemi. Che è stato? Che è successo? Ah, Madre Badessi, dici che non so chi si sente morire. A me? A sorda. Ecco, il casammo da te, Luca. Chiamato me che io sto morendo. A me non è nata volta, comunque già l'ho chiamato. E quando l'hai chiamato? E stamattina, quando avevo venuto, avevo sentito male. Brava, allora vuol dire che ci tieni alla mia salute. No, ci tengo a mia. Certo, Madre Badessa, certo. Brava. E tra l'altro è arrivato ieri, che è arrivato. Sì. E penso sarà io. Venite, tutto, venite. Qua signor mo, è stata veramente sortorsa che mi ha chiamato stamattina, ma io solamente adesso sono potuta venire. Purtroppo. Allora. Andate, Suor Ursula, andate, che adesso c'è il dottore. Suor Getruda, andate. Resto io con la Madre Badessa. Poi no, non me ne voglio. Una pazza di mano a Madre Badessa solo con cui è conduttore, è già stato lì. Aspetta che hai schiatto, dottore, schiatto. Madre Badessa, ma dovete stare tranquillo, quieta. Dottore, io sto in pericolo, dottore. Veramente tutto capo scoppiare una bomba in un momento nato. Dottore, io moro. Ah, ma è nata volta. Ditemi, che vi sentite? Che mi sento? Che mi sento? Dottore, Che mi sento? Sto sempre a combattere, tengo le serpi in seno. Ma come si deve sentire questa prova da Madre Badessa, tutto? Dottore, ieri sera ha mangiato leggero. Un parola alice fritte, proprio le mozzarella. No, sono cielo, figu secca e 3 giorni di vino. E allora si tratta di poco appesantimenti. Non voglio, dottore. Stavo da poco in tavola. Addirittura. Dottore, io mi sento morire stanotte, ho creduto di morire. Amen. E sortorzolo, vi prego, un'altra volta. È quello che sto facendo, non si vede. Che tenete? Dottore, io sento un calore. Attaccati i tuoi. Mi scoppio fino alla Ma che vino! Dottore, un bicchiere solamente, come avete detto voi. E allora lo dobbiamo togliere dalla dieta. Ce lo amo, sì. No. No, non ce lo amo. Sì. No, ce lo amo. Dottore, ma volete far morire veramente? Datemi una cosa. Io lo so tutto. Quale cosa? Datemi una cosa. No, io non l'ho già visto cosa. L'hai pigliato tu, Io guarda. faccio famiglia, di già stai qua. Ma che stai dicendo? L'ha pigliato. Datemi il polso. Dottore, pure ci do. Non mi venevo termine. Ecco qua, guardate qua, guardate come si esce, guarda, vedi qua. Si sente, tutto si sente. E mo faccio mettere lo stuccetto di del reccio o no? Si trova il reccio, così capito? Sta qua. Grazie per l'orientamento. La misia, si sente, tutto si sente. Fabro. Ho fatto tu. Tutto sta facendo. E polso. E cazzo, una cortollata, che è questo? Si sente, tutto si sente. Sta facendo tutto. C'è pericolo. E questo sta tutto accelerato! Io sapevo, sto tutta accelerata. Ma potersi spinare. No, conferma, questa è pesantezza di stomaco. Tutto, ma com'è possibile? Non tocco niente da una settimana. Dottore, che non noto. Su. È venuto un occhio a che sta, dai! Rossola,
andate a fare un bel caffè al dottore. No, il dottore dice che il caffè fa male. Non è vero, dottore, voi volete un caffè? Come no, sto No, facendo. un caffè, dottore, No, prima devo sentire la sentenza. Stiamo capo al tribunale, stiamo. Diagnosi. La diagnosi. Quello che è, ma io non me ne vado, perché io ci tengo per la salute della madre badessa. Dottore, ma cacca, si muore la madre badessa, non va facile. Allo statoia. Andate. Andate a preparare un bel caffè. No, deve venire pure sua Gertrude. Sì, signore, sua Gertrude, andiamo a fare sul caffè insieme a suo Russo. Ma che va a fare pure? Ma che va a fare? Io non fare qualche caffè. È facile, non segna la caffetteria da picciare solo. Ma vabbè, dai, ma con caffè sei fa. Ma non sai che Dottore, vedete com'è che vi devo parlare? Io veramente mi avrebbe detto pure io penso a dicere una cosa. No, che cosa? Niente, sapete, allora, non do conviene che tu c'è stata una vostra consorella che è del nord, solo che non mi ricordo come si chiama. Suor Pazienza. Suor Pazienza, bravo, Suor sempre Pazienza, sì. Che volete sapere? Oh, quello è il fratello, io conosco il fratello, vuole notizie. Questo. Notizie di Suor Pazienza? Ne è saputo mandare un fratello? No, è che li stanno appiccicando. che lui stanno appiccicando a morte. Io, da bravo cristiano, vorrei fare questa opera di beneficenza, diciamo così, per farla pace. Avete capito? È il compleanno di nostro Signore. Vabbè, prima che le case può fare? Ma potramente venite con me che faccio parlare urgentemente. Venite, In un momento, la borsa. Via da voi. Cioè i ferri del mestiere. Sì, signore. A forza ci muove. Come faccio a vedere che secondo voi? Tutto, faccio da presto. Ecco qua il caffè. E che hanno fatto? Se ne sono chiusi? No, io già scopri che te ne caffè. A me non mi contano giusto, nessuno di tutte e due. E poi che ne faccio sto caffè a scarfato? E me lo lascio proprio qua, ecco. Ma Carmine, che sciariata mi ha fatto solo pazienza. Me, se, te. Non ci capito una parola. No, perché lei è nordichese, ma io me la sciariata. Io me ne devo andare, con tutto che ci salto che è bella dispensa, sicuramente mi facesse bello sciuotto, ma mannaggia io, se no casarra, voglio nelle situazioni. No, me ne vado, meglio qua. Meglio totonne con panzogno, sì. Non so se dire caffè per un po'. Un caffè a Napoli, bisogna, si ha bisogno, sì. Vabbè, poi sui puparoni, non gli dici. Sittosa, che è la scolatura di piatta. Oblè, no, me ne va. Me ne va di questo momento, questo momento. Che le dici? Se ne va, ma me ne va. Non so capace a venire a Cadiz. Ma lo vai? Volevo andare a prendere un pochettino d'aria. Non ti conviene perché là fuori tiri una brutta aria. Ma se riesco, come faccio a sapere? E ti devi fidare. Ma mi devo fidare, ma fino a un certo punto. Sì. Già fa. Già qui un anno fa. Ma voglio aspettare sta donna. Vabbè, andiamo forza. No, voglio aspettare io. Ma no, io aspettavo già. Ti devi vicino a me. Ma aspettavo no. No, state Aspettate per il puzio. No, cosa fai dopo? Ma sta fugare. Ecco qua. Allora, dicevo, sono stata in paese e ho sentito brutte notizie, brutte come i debiti. Come i debiti? Mannaggia. Ma perché voi dite che debito? A me ripete mi hanno schifato. No! Debiti non ne ho! Va bene. E ho sapito che me l'ha detto. Chi me l'ha? Me l'ha detto Rusina. La cameriera Totonna che era alla taverna. Sì. Totonna è conosciuta. Sì, guarda, me ne sono fiuto, sì. Come? No, dico, di sfuggita. Ci capito. Sì, Niente, mi ha raccontato cose brutte un quello padrone suo. Guarda. Sì. Disgraziato. Dice che è avara. Avara. È ciunco. È ciunco. E te ne braccia così. Ma quello ciù! E mi hanno scudato per tutto Napoli, è ciunco.
Oh, quello c'ha le mani così perché è rachitico. No. Tenarogna. No, è tic. È tic. Un po' papà. Un po' papà. Sì. E penso solo ad accumulare soldi sì. e fare affari in modo losco. Losco e zuzzusa. Mamma mia, Carlo, invece da un stop. Io ho mangiato tipo parole, là ti mi facete un po'. No, non vi preoccupare. È come se non bastasse fare pure l'usurato. Queste cose non si possono sentire. Non si possono sentire, non barbettine. Polose non le dobbiamo sentire queste cose. E scatto colpa a chi li figli, poverina, a Teresa e Antonio. mannaggia. Fa una cosa proprio canto Ma lo e praticamente se volesse che Teresa facesse amore con un compare lo Bravo, suo. sì, questo mi piace. Mentre Antonio tutta sta annanza a baracca, giustamente ad aperta, però ci stanno fatte. Che Teresa fa amore con un capo. Vabbè, ma se fa amore con uno ma Ma come passare che? è morto. No, diceva, fa amore con un importante. Sì. Teneva una poche corde, E poi Donna, o meglio, il signor Antonio Cravatta, appena saputo che ci sta una nuova monaca a capo si confessare, ha espresso il desiderio di venire qua. Oh, era? Sì. L'ha detto praticamente Don Liborio. Don Liborio? Sì, domenica durante la predica. Però su ordine del vescovo, non siamo stati. È domenicato. È domenicato. Ordine Don Liborio. Stai toccando, Ricciardo. Da schiattete sotto la campana a mezz'ora all'ultimo ridosso. Arredo battacche, chiacchiere, tutte ci credo, dai chiamma. Scusa, ma Non dici che ma tu che sei venuto a fare qua? E io volessi sapere pure io. Che ci sto Ve lo caffè? domando anche io, ve lo domando. Animalongo. Scusate, ma voi che ci fate in un convento di suore? Io sono padre Donato e sono qui per ordini che vengono direttamente da là. Da cielo! Da Quacile, da Roma. Quando veniata? Ma la paga quando ha già fornuto. E vedete di finire presto, perché noi qua teniamo da fare. Sì, dobbiamo ricondurre le pecore all'ovile, va bene. Va bene, e quando sono scappate si pecore? Ieri sera. Ieri sera sono scappato ieri sera. Sono scappato che le pizze di scarzate ancora nasci. E dopo bello. E dopo Facciamo tutto a Robin. Tutto come si deve. Ma tu. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Non c'è tu, io vado in cucina, Non può già parlare. Già controllare un momento si è fatto buona spesa. Ho capito. Io non ci capito che tra se esce gente e gente o sangue cadito. Mi sei piego e conigli. Solo io già so che. Uè, capite quello che t'ha giritto? Ma raccomando. Ma vorresti capire che quello che state facendo? Volessi capire. E niente, stiamo parlando. Sì, stiamo contando le pecorelle. E con il pecorello vado a dormire. Sì, ma belli, io mi da cucina che da mettere a posto là dentro, perché fa mai niente. Non si lavora sempre. Sono da masticciare, già. Via. Oddio, se non mi venga a chiamare così, proprio tu, mamma mia. Cara sorella, Caro fratello. visto che siamo solo noi, Perché sta facciamo due chiacchiere. sì, a me mi piace le chiacchiere con sanguinaccio. Sono belle le chiacchiere con sanguinaccio. Voi che ci facete come ospiti in questo convento? Io ci vado. Perché volevo sapere? Già sapete. È un segreto che mi ha dato il vescovo in persona personificata. Il vescovo in persona. E visto che ha conosciuto il vescovo, come si chiama questo vescovo? Che me ne fa? Che me ne porta fuori? Scusa, lo sapete voi come si chiama? Poi ci sappiamo. Si chiama. Auricchio si chiama. No, proprio Lo vescovo è il vescovo che si chiama Eustachio Francesco Maria Giuseppe. lei, Sorella, qui non mi ha contato io. ma cosa devo dire? Sappiate che io vi tengo sotto occhio. Sotto il sole,
Casotto, casotto, non c'è chiò. Sapessi a me quanta volte non Non c'è c'è chiò. chiò. E qui qualcosa mi puzza. A che devo cacaclisma? Qualcosa mi puzza. La gente passa la tinta di cacaclisma io. Qui puzza qualcosa. Per la gente che ho cacaclisma. Perché? Ma non sono stato io quando sono andato da Gesù. Mamma mia, non si posso, non sto capendo niente. No, sicuramente questo non è un convento. Questo è un'umanità.